Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Allora, siamo sui Mondiali Impossibili, noi ci giochiamo i quarti di finale contro la Norvegia, siamo la Scozia e dobbiamo fare il miracolo. Raga, fino ad ora ho trovato la classifica capocannonieri dove Olise è al comando con 7 gol insieme a Erling Brut e siamo proprio contro di lui. Il migliore della Scozia è chiaramente Scott McTominay, 3 gol e 6 gol. Adesso abbiamo, vediamo, c'è Croazia, Uruguay, Senegal, Belgio, United States of America, Tunisia. 4 giorni c'è il partitone della vita, perché comunque anche la Norvegia è fortissima, ma la possiamo battere. Certo, la tripletta di Holland fa un po' paura. Ma... Comunque, raga, il problema importante, mi si è sminchiata la mod per i mondiali. Sto tentando tutte per riprendere, ormai le giornate purtroppo corrono. Quindi ho paura che se vogliamo giocare qualcosa di mondiale, devo andare su FC e mi viene già da vomitare. Comunque passa l'Uruguay, espulsione di Modric, passa il Belgio e passa la Tunisia. It's incredible come. Modric saluta i mondiali così, con un'espulsione. D'altronde chi gioca nel Milan proprio è finito. Cioè. Mi sembra il Venezia, anche se penso al Milan. Mi viene abbastanza da vomitare, purtroppo. Spagna, Austria, England, Portugal, Bulgaria, Svizzera. Sentite che roba, che pronuncia, che come. Vediamo un po'. Repubblica Democratica del Congo. Vince la Spagna supplementari, vince l'Inghilterra, salutiamo Cristiano Ronaldo e vince l'Algeria. Attenzione, l'Africa sta comunque portando diverse squadre ai quarti di finale. Comunque un'altra scandinava per noi dopo il 2-1 con la Svezia rimonta, c'è la Norway del mitologico Erling Brut Egitto, Australia, Argentina, Saudi Arabia, Ghana, Repubblica Democratica du Congo. Vediamo un po'. Oh, voglio il Congo in finale. Attenzione, vince l'Australia, vince l'Argentina e vince il Ghana. Bisogna battere la Norway per far veramente la history. Noi vogliamo fare la storia. Aiuto! C'è Canada, Brasil, Germany, Francia, megoglioni. Germania e Francia, bellissima. Forza Germania tra le due. Forza Germany. Super France e il Brasile 3-2 però, attenzione. Comunque passano le favorite. E se la Francia è la super favorita per il mondiale. Inghilterra, Spagna, ne stanno buttando fuori tante però. Chi vince va contro il Belgio. Vediamo. E c'è anche, penso, la mia partita. No, c'è Scozia, Norway e Ecuador, Uruguay. Allora, abbiamo un po' di gente purtroppo distrutta. La cosa non mi gasa troppo. Però qua evitiamo cagate. Mettiamo ok. Non possiamo fare l'errore dell'andata della prima partita. Io proverei qua. Teniamo Hirst con Adams a destra. Non abbiamo molte chance. Vai raga, andiamo. Ragazzi, la Scozia non passa il primo turno, si sta giocando i quarti di finale. La cosa è molto poetica. Dai, fioi, andiamo ai quarti, cazzo. Sarebbe l'obiettivo massimo. Il nostro obiettivo era superare il primo turno, il massimo era i quarti. Aspetta, la Norvegia è uno squadrone, perché c'ha Holland, Odegaard, scusate, Ostigard, Patrick Berg. Oh, ma Oghe non è neanche in panchina, Oghe. Eccolo qua, il bambolotto Oghe, me lo godo, il bambolotto. Larsen, Sorlot, ragazzi, la squadra. Berg, è una buonissima squadra, però noi non siamo da meno, ragazzi. Vai, raga. Si parte. Scotland vs Norway. Kick off. Mamma mia, il trionda. Combatteremo fino alla morte. Ta 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 ta. C'è una tensione senza un senso logique, come si suol dire.
Godiamoci per questo comunque. Questa è storia, ragazzi, per la Scozia. Peccato le linee nazionali potevano mettere. Però vabbè. Vai, si parte, raga. Questa sì che è una partita ad alta tensione. Derby sudamericano invece. Più tardi. Ecuador. Uruguay. Siamo al 9° minuto. Berg. Dai, pressiamo. Il nostro gioco è un pressing asfissiante. Proviamoci quantomeno, attenzione però. Qua. Troppo facile. Mamma mia. Fuori di poco. Incoraggiamo questi ragazzi. Finora comunque, sì, le statistiche comunque sono della nostra, anche se l'occasione più pericolosa è quella della Norvegia, però, con Horsness. E riusciamo a toccare palla? Bravo Gordon, vai. Vai commissario Gordon. Scozia veramente vuole stupire il mondo. Adams, Scott Mack. Mettila in mezzo, bravissimo. Mettila in mezzo però. E c'è il gol! Kirsten! Comunque ricordiamo che contro la Norvegia, contro la Svezia, il Cume ha azzeccato i cambi. E questo cambio, Hirst o Hirst lasciava una scelta in attacco e Adams a destra sta portando buoni frutti. Però calma, manca ancora una vita. Attenzione, vai Hirstone, vai. Scott Mack. Ferguson, calma. Gran calma, ragazzi. 2-0 e Scotia. Non ho parole se non per descrivere questa Scozia. Fallaccio. Vai Cristi, regalaci il Daydream, è un po' lontano però. Mamma mia, attraverso la parata. Manca ancora tanto, ricordiamoci che c'è Erling Brutoland che da solo può distruggere tutto. Ecco, cagatissima qua, cagatissima di AK o IK o OK, o quello che volete voi, sapete che io, le mie pronunce sono comunque qualcosa di assidi, mamma mia. Sono molto democratico nelle pronunce. Commissario Gordon. Allora già preme adesso ovviamente. Attenzione, questo è bruttissimo, questa classificazione è orribilante. Occhio. Ecco là. Gol della Norvegia, forse fuori gioco ma secondo me no. Così è sensazione, No, no, gol. Rete concessa purtroppo. 2-1 a accorcia le distanze della Norway, attenzione. Robertson. Ragazzi, però per piacere svegliamoci. Bellissima Scott Mack. Golazzo! Mamma mia, il Cume ha beccato comunque un cambio di schieramento importante, cazzo. 3-1 su erroraccio però della difesa norvegese. Lo incoraggia, zio Kane. Sonavi. Allora. Sì. Andiamo avanti. No, ecco. Questo è veramente una cosa un po' così. Sarebbe la ciliegina sulla torta il 4-1 di Scott Mack. Bisogna capire quanto stanchi sono. Cristi è morto, signori. Primo cambio da fare il buon Cristi. Mamma mia, non mediano. Fletcher, ma
Potremmo far così, però vediamo. C'è poco da fare. Speriamo bene perché comunque i cambi che abbiamo, lo sappiamo, non sono proprio il top. Però la squadra è un po' stanca. Robertson. Dai l'incornata della vita di Scott Mac. Mamma mia, Scott Mac, quasi gol. Allora. Mettiamo Patterson. C'è che Robertson è stanco. Sono tutti stanchi, porca miseria. Facciamo un cambio anche in avanti. Al posto di Adams, Gannon. Siamo al 70°, ragazzi, manca ancora tanto. Vai commissario. Robertson, Rob, vai Rob. McGinn. Scott Mac, gol forse, non lo so. No, regolare. Quarto gol in 5 partite per Scott Mac. Mamma mia, Scott Mac. Scott Mac come Maradona. Dai, 4-1, cioè, siamo al 74°. Turno di riposo per... Mettiamo... Curtis. No, ho sbagliato. Ecco, intanto ha preso il gol. Puttana miseria. Odegaard, tutto tranquillo. Vabbè. Mi fido lo stesso della mia squadra, non può fallire, dai. Equilibrata. 4-2, che partitone però, Fioi. Vai Mac. Fioi 8 però, Erling Brutola, non ci credo, Erling. Aia. Mamma, cosa ha preso? Cosa ha preso il commissario, Fioi? Concentrazione, ragazzi, non è finita. Comunque assist del bambolotto Auge, mamma mia, quanto me lo godo il nostro bambolotto. Signori, siamo ai quarti, non ho parole. Non me l'aspettavo così, Grandissima fine, abbiamo dominato, ragazzi, ci vediamo al prossimo match. Attenzione contro l'Uruguay e non è impossibile, neanche questo è il calendario, ci sta tanto aiutando, raga. L'Uruguay non è impossibile. Raga, siamo contro l'Uruguay e purtroppo Robertson squalificato. Gioca Tierney comunque. Che sicuramente non è male, non è Robertson, però una bella riserva, la riserva migliore che abbiamo, quindi dai. Però l'Uruguay è una squadra che si può battere, non è certo l'Uruguay degli anni d'oro. Prendendo l'Uruguay degli anni 50, degli anni 30. Non è certo l'Uruguay di Recova, Forlan, Godin, Cavani, tutti gli altri, insomma, dai, quindi voglio dire, possiamo vincere. Suarez. Andiamo, raga. Primo quarto finale, ovviamente, nella High Story scozzese. Sta diluviando, ragazzi. Quindi clima scozzese. Dai che vinciamo, dai che vinciamo. Ok, una bella squadra, è una merda l'Uruguay, però certo. Meglio l'Uruguay che il Brasile, la Francia, la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, insomma, l'Argentina. Solo l'Italia. Attenzione, Kylian. Molto bene, McGinn. Adams. Non ci credo sulla linea praticamente.
Attenzione se arriva della Cruz, Nunez. Siamo partiti bene però. Incoraggiamoli sti ragazzi. È un mondiale incredibile quello scozzese, comunque ho fatto un'impresa. Non perderla, ecco vola l'Uruguay adesso. Anche il numero di Canob. Mamma mia. L'Uruguay sta dominando però, Poi... Bravo. Bravissimi ragazzi, questo è quello che voglio. Scott Mac. Ferguson in area. Non ci credo. Cosa ha parato il portiere? Rocher, miracolo. Ferrero, Rocher, miracolo. Bravo, questo è il pressing che voglio. Oh. Attenzione, vai, lo mettere in mezzo, ti prego, regalavi il Dream. Non ci credo, ancora miracolo sulla linea. Anche fortunati gli uruguagi. Nunez punisce incredibilmente la Scozia. Al primo vero tiro in porta, l'Uruguay segna. Però siamo abituati alle rimonte. Dai, proviamoci, Cristi. Cazzo sì che il diluvio dovrebbe avvantaggiare la Scozia, cazzo, visto che siamo noi britannici. Squadra fastidiosissima. Mamma mia. Partita molto equilibrata dalle statistiche. Ancora palla all'Uruguay. Dopo il gol abbiamo un po' pagato il gol. Bravo, questo è un intervento da fenomeno. Bella di là, bravissimo. Mettere in mezzo, l'incornata fuori. Che sbagliano, niente. Bravo ancora però. Sfruttiamo la pioggia, un errore. Bravo ancora Ferguson. Dalla di là. Bravissimo Scott Mac, niente. Dall'incornata. Gol di Adams! Finalmente si sblocca. Mi sto cercando Venezia in realtà. 1-1, bravi fiori. Grande gol di Adams. Le due McGinn e Adams stanno giocando benissimo. Oggi un po' in ombra Scott Mac. Seconda frazione. Vai fiori, dai Ferguson, Cristi. Bellissimo. Non perdiamo una centrocampo, fiore, prego. Bravo Kylian. McGinn entra in area dal rigore. Calcio di rigore, sì, vero, può non darmelo. Timothy Ransford. Rigore concesso. Oddio. Ti prego Ferguson, è veramente pesante sto rigore,
Non ci credo. Mamma mia, questo è veramente orribilante, sto errore. Questo può essere pesante nell'economia della partita. Che rigore mangiato, Dio santo. Ti prego, l'incornata di qualcuno. Non ci credo, arriva il gol di Suttar. Suttarlo come volete voi. Bravi. La squadra è stanchina, eh. Nervoso Fergus. Rigore sbagliato, un po' massacrato. Mettiamo McLean. È nervoso anche che lo posso togliere entrambi, però. Patterson. Scott Mac non posso toglierlo. Solo un po' Adams. Eccoci qua. Vai. Forze fresche. Facciamo qua. Non dico chiuderla, ma quasi. Dai, chiudiamola adesso. O quasi. Bello, ragazzi, ma giochiamo un calcio bailato. Peccato. Questo è brutto. Però guarda che buco, che buco. Mamma mia. Mamma mia. La voce Argentina-Ghana non ci interessa. Serve Scott Mac. Con Scott Mac godo, vai Cristi. Bravo, vai Scott! Palo, incredibile. Rigore sbagliato e un palo interno scandalosamente incredibile. Però la voglio vincere, cazzo, ce la meritiamo noi. La meritiamo noi anche ai punti. Uruguay sembra più stanco, Fiore, dai. Scott Mac, bravo. Che Scozia, Fiore Mac. Allora. È finito McGinn. Mettiamo Stewart, che però è veramente una roba inguardabile al posto di Scott Mac. Stanchissimo. Sono tutti stanchi, raga. McLean. No, cosa cazzo mi ha preso? Dio santo. Guarda che XG, no, deve passare. Cioè, ragazzi, è un miracolo quello che stiamo vedendo. E comunque, ragazzi, la Scozia è una buona squadra, ma non questi risultati. Però attenzione alla beffa. Attenzione alla beffa. Ai ai ai. Dopo 206 azioni all'Uruguay il secondo tiro. Eccola. Della Cruz del cazzo. 2-2, incredibile. Dominiamo perché abbiamo veramente dominato. Infortunato Stewart, pazzesco. Non neanche cambi, giochiamo in 10. Perfetto. Supplementari, come posso fare il cambio col bonus. Però una beffa perché sbagliamo il rigore e prendiamo un palo di terra, che bell'uomo. Alla tattica.
E abbiamo... Ok, mettiamo al posto di Stewart. So cazzi, so cazzi. Curtis, mamma mia. Ma... non posso far cambio non al bonus, scusa. Porca puttana. Tattiche. Cioè, raga, non mi fa fare il cambio, devo giocare in 10 che se posso giocare per fare un cambio. Non capisco. Bello. Hanno anche il portiere rotto. Non capisco sta cosa, che non possiamo cambiare. Ma puttana Eva, Stewart è morto, ok. Scelta dei giocatori, io voglio mettere Curtis. Sì. Saranno dei bug. Vai. Partita corrotta da un sistema beffardo, non posso fare l'ultimo cambio che ce l'ho. È impossibile vincere così quello. Fuori gioco, credo, spero. Gol. Ah, ok. Manco male. Ora possiamo solo sperare nei supplementari. Non posso neanche cambiare Hirst. Boh. Sì, noi possiamo solo sperare nei rigori, però non capisco sta cosa che non posso cambiare un giocatore infortunato. Forse l'ho fatto adesso, speriamo. Siamo al 114esimo, partita senza senso. Non so cosa dire. Si va ai rigori, fioi. Ai rigori, so cazzi, perché ci vorrebbe il miracolo adesso, con l'uomo in meno, anche se posso fare il cambio. Sì, ormai è finita, dai. Calci di rigore. Guarda. Tutti i rigoristi fuori, c'è poco da fare. Abbiamo sbagliato anche un rigore, gol. Partita che era già vinta, buttata via e poi il cupolotto non mi dà la possibilità di fare un cambio. Nunez, vaffanculo, devi sbagliarlo. Silenzio, manca ancora troppo. Squadra è stanca, tutti i rigoristi più forti sono fuori. Gol. Ci stiamo giocando tutti. Ti prego Gordon, un altro miracolo Gordon su Araujo. È un bell'uomo, per carità. Ti prego Gordon, ti prego commissario. Gol. C'è una tensione senza senso. Gol. E adesso serve Gordon. Ti prego Gordon. Oh, cazzo. Questo è importante. Ti prego Fletcher. Per dare pressione all'Uruguay. Gol, bello, bello. E adesso ti prego commissario, per una semifinale storica in 10 uomini.
Purtroppo c'è il gol. Ti prego. Ci ha regalato anche il gol oggi, 2-1. Gol! E siamo in semifinale, cazzo! In 10 uomini. La Scozia. Veramente, ha fatto la storia. Abbiamo fatto la storia, tutti insieme. Mamma mia, che me. Adesso è chiaro che beccheremo. Secondo me, bah. La Super Big. Vediamo. Chiaramente nel prossimo video, me la voglio gustare, cazzo. E mo' vediamo. Vediamo quale sarà la prossima partita. Contro l'Argentina. Argentina. Ai rigori, cazzo. Allora, vediamo. C'è Francia-Scozia. Come Francia-Scozia? No, c'è l'Argentina. Ah, perché amo i tabellone, sì, scusate. Allora. Francia-Belgio, un derby, praticamente Scozia-Argentina. Stupendo. Non ci sono parole per descrivere con tanta meraviglia. Non ho parole, non ho parole. Holland, capocannoniere con Olise. Mamma mia. L'uomo che ha tratto di più è sempre Olise. Olise, lascio sempre quella scelta. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano, siamo incredibilmente in semifinale, non so cosa dire, mondiali impossibili. E questa è, è già un'impresa titanica, raga, la prossima con le semifinali e chissà, magari anche la finale. Ciao! Comunque sicuramente due partite, invece la finale per il terzo e quarto posto. Ciao raga, ciao!